amici di Ragioniamoci Sopra, io sono Giuliano Zulin, sempre qui su Radio Libertà a parlare del tema, uno dei temi più caldi, una delle riforme più attese da oltre 20 anni che purtroppo per ora non vediamo come potrà andare avanti se non attraverso un grande lavoro parlamentare, ma lì chiaramente non dipende più, diciamo, dalla volontà di un partito piuttosto che dell'altro, ma dipende molto dalla volontà del governo in primis e soprattutto anche dai tempi parlamentari che sappiamo a volte diventano paludosi. Ma, in attesa di novità su questo fronte, sappiamo che il ministro Roberto Calderoli sta lavorando per andare avanti almeno su, un accordo con 4 regioni per il trasferimento di alcune funzioni, in primis della protezione civile, che è un inizio, cioè sono le materie cosiddette non LEP, cioè non servono i livelli essenziali di prestazione fissati dalla Corte Costituzionale per attribuire, alcune funzioni alle regioni. In attesa di novità, c'è stata una grande novità in questi giorni, ovvero Michele De Pascale, che è presidente della regione Emilia Romagna da poche settimane, qualche mese, esponente del PD, sindaco, ex sindaco di Ravenna, ex sindaco della provincia di Ravenna, ha fatto un gesto, nel senso che di fatto ha chiuso definitivamente la trattativa con il governo, no, cioè ha ritirato la proposta di, accordo per l'autonomia differenziata che era stata presentata nel 2018 dall'ex presidente del suo predecessore Stefano Bonaccini, adesso, europarlamentare, storico leader del Partito Democratico insieme ad Elly Schlein. Tra l'altro Bonaccini ed Elly Schlein erano presidente e vicepresidente praticamente quasi fino a 1 anno, 2 fa, e entrambi avevano portato avanti questa trattativa per ottenere fine addirittura fino a 15 materie sulle 23 disponibili per l'autonomia differenziata. Ricordiamo a tutti che Stefano Bonaccini era proprio un esponente di peso del PD che voleva l'autonomia differenziata perché diceva: "Noi in Emilia Romagna, non vogliamo certamente spaccare l'Italia, non vogliamo dividere il paese in 2, ma, sappiamo che potremmo usare certe risorse meglio di come le usa lo Stato centrale." Fino a il 2022. Dal 2018 al 2022, 4 anni, Stefano Bonaccini ha portato avanti una battaglia insieme ad Attilio Fontana e Luca Zaia proprio per l'attuazione di quello che c'è scritto nella Costituzione. Poi a un certo momento cosa succede? Che le elezioni politiche di settembre 2022 vince il centrodestra e da lì comincia a incrinarsi, come dire, la voglia di autonomia del PD. Quello che andava bene fino a, agosto 2022, luglio 2022, se andiamo a vedere, certi resoconti, ne abbiamo parlato qui a Ragioniamoci Sopra di quello che si discuteva nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, con discorsi roboanti del presidente Bonaccini in favore dell'autonomia, poi a un certo momento magicamente tutta questa smania di autonomia scompare, perché vince il centrodestra, l'autonomia, il percorso autonomista non è più portato avanti dai ministri Boccia o Gelmini, quelli che diciamo avevano in mano questa delega nel governo Conte 2 e nel governo Draghi, non ci sono più loro, e quindi c'è il ministro Roberto Calderoli, il quale vuole attuare finalmente un qualcosa che è lì nel limbo dal 2001 e benissimo, non va più bene. Addirittura l'Emilia Romagna, cioè l'Emilia Romagna per un pelo quasi non fa ricorso alla Corte Costituzionale, cosa che invece hanno fatto Toscana, Campania, Puglia e Sardegna. Ne abbiamo parlato più volte, con molti respingimenti delle richieste, però, diciamo per un pelo però l'Emilia Romagna è stata in prima fila anche nella raccolta delle firme, o almeno il PD dell'Emilia Romagna, per, referendum abrogativo della legge Calderoli, referendum che è stato cassato dalla stessa Corte Costituzionale. Ma io mi concentrerei però, abbiamo appena detto che una battaglia autonomista che per una volta era bipartisan, portata avanti diciamo
da Lombardia e Veneto, quindi targata Lega, ma anche da il PD in Emilia Romagna, ma anche ricordiamo tutti, il presidente Gianni voleva alcune materie da gestire, poi adesso ha cambiato completamente idea. Ebbene, uno potrebbe dire: "Beh certo, De Pascale, sicuramente magari la pensa diversamente da Bonaccini e quindi ha chiuso, diciamo, la trattativa, ha ritirato dalla trattativa con il governo l'Emilia Romagna." In realtà, ci sono tante cose da dire. In primis una, cioè nella dichiara quando, il, 19 febbraio, quindi pochi giorni fa, De Pascale ha annunciato questo ritiro della proposta d'accordo dell'Emilia Romagna con il governo, ha anche detto che lui ha detto di fatto che l'autonomia differenziata viaggia su un binario morto, e servirebbe un piano B, e un piano B deve essere, un tavolo per la riforma del Titolo V. Il Titolo V è quella parte della Costituzione che, diciamo, scrive, diciamo, alcuni, materie, paletti, ambiti nei quali le regioni potrebbero sulla carta avere maggiore autonomia, appunto, di gestione delle risorse e delle competenze. Il famoso riforma del Titolo V. Ora, chi ha fatto la riforma del Titolo V? Il partito del presidente De Pascale. Perché, e lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato quasi allo sfinimento, ma è sempre bello ribadirlo, ma non per altro, ma perché, purtroppo ci sono alcuni esponenti politici che poi, diciamo, con un colpo di gomma cancellano la storia, la loro storia. E la storia di quella parte politica rappresentata dal presidente De Pascale è una storia che vede il IDS, PDS, insomma quella roba lì, la Cosa Rossa, adesso non si chiamava anche così all'epoca, portare avanti una riforma in fretta e furia della Costituzione, votata 4, 5 giorni prima delle elezioni del 2001 che poi furono vinte largamente dal centrodestra guidate da Silvio Berlusconi. Siccome però non c'era stata una maggioranza, qualificata in Parlamento per la riforma della Costituzione, cosa è successo? Si andò al referendum confermativo, perché la Costituzione dice: se tu non approvi una riforma con, mi pare, 2/3 o 3/4 del Parlamento nelle 4 sedute, perché vota la Camera, poi il Senato, Camera, Senato, insomma vari passaggi, deve essere il popolo italiano che deve confermare senza quorum se quella riforma va bene oppure no. Ottobre del 2001 gli italiani vanno a votare, su spinta ovviamente del centrosinistra, mi ricordo anche una, diciamo, endorsement di Romano Prodi, con 11.000.000 circa di sì, viene confermata la riforma. Quindi ora il presidente De Pascale dice che bisogna rifare il Titolo V. Rifare il Titolo V che è appena stato rifatto 20 anni fa dalla su volontà del PD o comunque dei predecessori del PD, confermato poi dal voto degli italiani, i quali italiani poi hanno confermato questa volontà anche nel 2016 perché all'epoca Matteo Renzi voleva cambiare la Costituzione stravolgendo il Titolo V, togliendo dei poteri alle regioni, ma gli italiani dissero no. Ora, è un po' una Costituzione, chiamiamola così, prêt-à-manger, prêt-à-porter, no, cioè nel senso che quando ti interessa la cambi, non ti va bene. Cioè, il percorso dell'autonomia è ben definito dalla Costituzione. La Corte Costituzionale, volenti o nolenti, ha fissato dei paletti e un percorso che dicevamo all'inizio di questa nostra chiacchierata è difficile perché, in Parlamento, sappiamo tutti che, al di là delle casacche politiche, rispondono le donne e gli uomini presenti nelle 2 aule di Camera e Senato e quindi potrebbero esserci delle sensibilità diverse nei confronti della riforma dell'autonomia, cioè la riforma dell'applicazione della Corte Costituzionale in senso regionalistico autonomistico. Nessuno spacca il paese, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo detto 170 volte. C'è soltanto da avviare un percorso che era lo stesso percorso che voleva, portare avanti la regione Emilia Romagna, ma che adesso magicamente non va più bene. Cioè dopo essere stati in prima linea, ma De Pascale uno dice: "Beh, giustamente magari, come dicevamo prima, magari ha delle idee diverse rispetto a Bonaccini."
Mi vien da dire mica tanto, perché troviamo, guardate adesso troviamo u u u una leggo un comunicato del giugno, cioè anzi del 31 maggio, primo giugno 2018, tra l'altro proprio nei giorni in cui andava poi a formarsi il governo Conte 1 sostenuto da M5S e Lega, no. In poche parole, comunque il 31 maggio l'assemblea dei sindaci dell'Emilia Romagna, dell'ANCI chiaramente, aveva eletto all'unanimità all'epoca Michele De Pascale come che è sindaco di Ravenna, come, presidente dell'ANCI Emilia Romagna. E leggiamo nel comunicato diffuso all'ANCI dell'epoca, dice: "Nella relazione programmatica De Pascale ha delineato i temi su cui l'associazione, cioè l'ANCI, sarà impegnata nei prossimi mesi. 2 punti: autonomia fiscale e regolamentare nell'ottica della sburocratizzazione. In più, sostegno al progetto di regionalismo differenziato dell'Emilia Romagna e all'attuazione del patto del lavoro." Rileggiamo. I 3 obiettivi di De Pascale, quando è stato nominato presidente dell'ANCI Emilia Romagna nel 2018, erano autonomia fiscale e regolamentare in un'ottica di sburocratizzare chiaramente, e sostegno al progetto di regionalismo differenziato dell'Emilia Romagna. Cosa è successo? Cioè, se uno ha cosa è successo? Cioè, se uno ha, come dire, questi obiettivi mi sembra abbastanza chiari, obiettivi tra l'altro giustamente che noi diciamo sempre qua condivisibili, perché mai come la gestione del territorio è si dimostra la più efficiente, l'abbiamo detto 100.000 volte, ci sono anche degli studi che addirittura dicono che un 10% di spesa, come dire, locale può far aumentare anche il PIL dello 0,6%, no, nel senso perché chiaramente è meno sprecona, più efficiente, più attenta proprio alle esigenze quasi precise del territorio e quindi, son soldi spesi bene. Quindi De Pascale sosteneva il progetto di regionalismo differenziato, che di fatto era quello portato avanti da Bonaccini, da Luca Zaia, da Attilio Fontana, in quel periodo, e, anzi all'epoca c'era come fosse ancora Roberto Maroni. Niente, poi adesso passano 2018, 7 anni e quella, progetto di regionalismo differenziato dell'Emilia Romagna, che ricordo voleva 15 materie di competenza sulle 23, non 1, 15, magicamente non va più bene. Prendiamoci una pausa perché c'è da riflettere un secondo, ma poi c'è un'altra chicca che fa proprio ridere. A dopo amici, ragioniamoci sopra, Radio Libertà, Giuliano Zulì. Un secondo e ritorniamo.
E ritorniamo appunto perché siamo rimasti abbiamo sentito ci han presi qualche minuto per capire cosa sia successo nella testa di Michele De Pascale che nel 2018 diceva: voglio sosteneva l'autonomia differenziata, il re lui lo chiamava regionalismo differenziato, chiamiamolo come volete, ma sempre quello è. E adesso magicamente dice che è un binario morto, che serve un piano B, che bisogna rifare la Costituzione ancora dopo che il suo partito aveva modificato la Costituzione, gli italiani hanno detto: "Va bene come l'hai modificata", il governo attuale sta portando avanti una attuazione dell'autonomia in base a quella Costituzione modificata dal centrosinistra e confermata dagli italiani. Non so, cioè come direbbe Ligabue, ho perso le parole, no, nel senso che, boh, ma la roba più incredibile è proprio De Pascale, ritornando a quel discorso che fece, diciamo il 31 maggio 2018, giovane sindaco di Ravenna, che è una fan prodigio De Pascale, sindaco di Ravenna, presidente è del 1985, cioè quindi ragazzi parliamo di un signore che fra qualche anno potrebbe anche essere candidato premier o giù di lì. Lui diceva che praticamente all'epoca i temi da sottoporre al Parlamento sono l'autonomia fiscale e l'autonomia regolamentare, sburocratizzare, sostenere il progetto di, Stefano Bonaccini, per un'autonomia un regionalismo differenziato in base a Costituzione. Adesso non va più bene, cioè, rimaniamo, come dire, esterrefatti, ma rimaniamo esterrefatti soprattutto per un'altra cosa, perché mentre tutti parlano e il presidente Emiliano della Puglia e tanti altri colleghi del centrosinistra di De Pascale hanno elogiato il fatto che il presidente De Pascale abbia ritirato la proposta di accordo con il governo sull'autonomia differenziata, mentre tutti si complimentavano, ehm, leggevamo invece un comunicato della CNA Emilia Romagna, proprio più o meno di quei giorni lì, che dice: la CNA è cos'è? Una associazione di categoria che rappresenta molto forte in Emilia Romagna, che rappresenta il mondo artigiano, attivissima a livello nazionale, ma in Emilia Romagna molto di più. La CNA Emilia Romagna dice proprio nei giorni in cui, settimana scorsa, cioè, De Pascale ha detto basta con l'autonomia, dice: "Esprimiamo forte preoccupazione per l'impatto che la manovra regionale annunciata da De Pascale avrà sulle imprese, professionisti e cittadini". Non possiamo ignorare, dice il presidente Paolo Cavini, che le misure che ha annunciato De Pascale andranno a incidere su tutte le imprese e tutte le famiglie dell'Emilia Romagna, penalizzando soprattutto quelle che stanno già facendo i conti con una situazione economica complessa. Gli effetti della crisi internazionale, l'aumento dei costi dell'energia, l'inflazione e le difficoltà del mercato stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema produttivo e sociale. Le piccole imprese, dice appunto Paolo Cavini, presidente della CNA, Confederazione Nazionale Artigiani dell'Emilia Romagna, le piccole imprese, che sono la fondamenta dell'economia regionale, subiranno un ulteriore aggravio fiscale che rischia di compromettere investimenti e occupazione. Poi dice: "Molti imprenditori e cittadini si sono rimboccati le maniche per rimettere in piedi le loro attività, pensando per esempio alle famiglie colpite dall'alluvione, no, sostenendo costi enormi senza ricevere aiuti adeguati. Ora, con questa manovra della giunta regionale presieduta da Michele De Pascale, rischiano di trovarsi ancora più in difficoltà, con tasse che peseranno sui bilanci già fortemente compromessi". Di cosa sta parlando il presidente della CNA Emilia Romagna di questa manovra, varata, annunciata almeno da Michele De Pascale e dalla giunta, di centrosinistra della regione Emilia Romagna? Beh, sta parlando, e adesso andiamo a leggerci il resto del Carlino, quindi fonti autorevolissime, che dicono questo: praticamente: aumento dell'addizionale IRPEF degli ultimi 2 scaglioni di reddito, cioè più di 28.000 €, non i miliardari.
Riforma del ticket sanitario con l'introduzione di ticket anche sulla farmaceutica e dal 2026 aumento del 10% del bollo auto e dell'IRAP, l'imposta sulle imprese. Sono queste le misure previste dalla Giunta regionale guidata da Michele De Pascale nella proposta di bilancio 2025. Una sorta di tassa di scopo, dice il governatore De Pascale, che servirà a mettere in sicurezza, anzi a potenziare il sistema sanitario regionale, nonostante i tagli del governo, dice De Pascale, colmando il disavanzo di circa 200 milioni e incrementare nel triennio il fondo per la non autosufficienza di circa 150 milioni. Quindi in poche parole De Pascale sta introducendo tasse, bollo auto, aumento del bollo auto, aumento dell'IRAP, ticket, aumento dell'IRPEF regionale, tasse. Tutte le tasse che può aumentare De Pascale le aumenta, il PD le aumenta. Ma la roba più questo perché lui dice: "Voglio puntare tutto sulla sanità per renderla più efficiente." Perché lui dice che è colpa del governo che ha tagliato 200 milioni di spesa, a parte che bisognerebbe verificare, ma lasciamo stare questa roba qua. Qua vengono in mente 2 considerazioni abbastanza semplici. La prima è che, mhmm, prima di De Pascale non è che la regione Emilia Romagna era gestita dal centrodestra, è sempre stata guidata dal centrosinistra, quindi forse magari ci si poteva accorgere prima che c'erano dei problemi alla sanità, magari intervenendo prima, senza magari intervenire sulla spesa e non su aumentare le tasse? Ricordiamo che per esempio nella regione Veneto, l'IRPEF regionale è pari a 0 da oltre un decennio, il che vuol dire che ogni anno i veneti risparmiano più o meno oltre 1 miliardo l'anno di tasse. Primo, quindi se fai una somma per 10, 15 anni sono 10, 15 miliardi risparmiati. Poco? Tanto? Ognuno giudica. E parliamo di 2 regioni divise dal fiume Po, cioè non è che parliamo di regioni che di 2 continenti completamente diversi. 2 regioni che volevano l'autonomia. Per quale motivo? Non se ne parla più perché, sembra una bestemmia ormai parlarne, però esiste il famoso residuo fiscale, stabilito anche non certo da partiti politici o da fan dell'autonomia, ma anche proprio da autorevoli think tank come quelli di presente di Carlo Cottarelli, ma tantissimi altri, no. Insomma, per farla breve, ci sono più o meno l'Emilia Romagna c'ha più o meno 18, 15, 16, cioè comunque 15, 18 miliardi di residuo fiscale. Vuol dire che tutto quello che produce a livello di finanza pubblica l'Emilia Romagna e che invia allo lo Stato centrale poi ovviamente è tenuto a restituire al territorio, sotto forma di spesa pubblica, i soldi che ha ricevuto. Ci sono delle regioni che hanno un residuo fiscale negativo, cioè quello che inviano allo Stato centrale è inferiore a quello che ricevono e ci sono delle regioni che invece quello che ricevono è minore di quello che danno, quindi sono in credito. Insomma, questo residuo fiscale dell'Emilia Romagna appunto è sui 15, 18.000, adesso non stiamo a guardare proprio il centesimo. Allora adesso fa ridere che il presidente De Pascale, che abbiamo appena detto, che ha detto no all'autonomia perché non va bene l'autonomia, anche se nel 2018 lui era un fan dell'autonomia, abbiamo detto letto anche delle sue dichiarazioni, no, che lui sosteneva il regionalismo diventato proposto dall'Emilia Romagna insieme a Lombardia e Veneto, tra l'altro nelle trattative con i governi all'epoca Conte 1, poi anche Conte 2 e Draghi fino al 2002, poi per poi magicamente dire: "Ciao, basta, non ci interessa più l'autonomia", come se fosse un gioco, no, un pallone. Vabbè insomma, andiamo al sodo, cioè praticamente la regione Emilia Romagna c'ha 15, facciamo 15, stiamo bassi, miliardi di residuo fiscale, che se ci fosse l'autonomia, non trattenendo tutti, ma anche una minima autonomia, quella mi ricordo che voleva l'Emilia Romagna, secondo calcoli della CNA dell'epoca, 2017-2018, valeva circa sui 200, 300 milioni l'anno.
cioè perché l'Emilia Romagna voleva meno competenze rispetto a Lombardia e Veneto, erano 200-300 milioni di euro l'anno, no. Ecco, questi 200-300 milioni di euro l'anno più o meno sono gli stessi soldi, che il presidente De Pascale vuole recuperare aumentando le tasse sui cittadini dell'Emilia Romagna, tra l'altro, come dicevo, la CNA Emilia Romagna gravando anche su persone colpite da alluvioni, le 2 alluvioni grosse che ci sono state, perché si aumenta il bollo auto, si aumenta l'IRAP per le imprese, si aumenta il ticket, si aumenta l'IRPEF regionale. Ecco, diciamo, se ci fosse l'autonomia, quella che voleva l'Emilia Romagna e quella che potrebbe essere concessa in base alla Costituzione, l'Emilia Romagna avrebbe 300-400, facciamo 300 milioni in più l'anno, no, che sono gli stessi soldi più o meno che il presidente Della Pascale cerca per migliorare la gestione della sanità. Cioè quindi il senso qual è? Che il presidente De Pascale non vuole l'autonomia, vuole invece aumentare le tasse, che anche lì non ci son parole, cioè non ci sono parole perché è incredibile, no, cioè voglio dire, tu hai un 15 miliardi di credito nei confronti dello Stato, non lo vai a riscuotere perché ci mancherebbe altro, non è che, cioè siamo in una famiglia, perché ovviamente è come fosse una famiglia, c'è chi guadagna più, chi guadagna meno e mettiamo tutto nel calderone. Benissimo. In base a delle regole che il tuo partito di De Pascale ha votato nel 2001, confermate dagli italiani nel 2001, riconfermate nel 2016 con un doppio referendum, in una trattativa portata avanti col governo, tu, Emilia Romagna, potresti portare a casa 300 milioni, ma tu, presidente dell'Emilia Romagna, dici: "No, non voglio portarli a casa attraverso l'autonomia, che non spacca l'Italia, non fa niente di tutto ciò, ma li voglio portare a casa aumentando le tasse". Ragazzi, di fronte a questo non so, non ho più niente da dire. Cioè, però bisogna farlo sapere questa roba qua, no, perché è incredibile che per l'ideologia, per dare contro al governo in carica, si dica no all'autonomia, no ad avere 300 milioni pronti in tasca e per avere quei 300 milioni si tassino ancora i cittadini dell'Emilia Romagna, gravati oltre che da tutto, come diceva il presidente della CNA Emilia Romagna che avevamo letto prima, crisi internazionale, caro energia, crisi dell'Europa, dazi di Trump, eventuali, quello che è. C'è c'è anche proprio c'è anche proprio il 'sto tema qua e poi alla fine cosa succede? Tu dici: "No, non voglio", un debito ovviamente italiano di 3.000 miliardi, e dici: "No, non voglio, come dire, avere i miei soldi, voglio chiederne degli altri ai cittadini". No, il motto del presidente dell'Emilia Romagna è: "No autonomia, sì altre tasse". È incredibile. Amici, ragioniamoci sopra finisce qui. Ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana, sempre su Radio Libertà da Giuliano Zollin come sempre. Buona autonomia a tutti. Ciao.